Buongiorno, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto Veneziano. Oggi avete visto anche in questo periodo che il vostro Marietto cosa ha fatto? Ha attivato la possibilità di avvicinarsi o contattare il vostro Marietto tramite Telegram. Siamo passati dalla soluzione che è sempre valida del nostro WhatsApp a una soluzione, tra virgolette, più sicura che darà la possibilità a molte persone di sentirsi anche più protetti per le varie opzioni di privacy che Telegram tiene. WhatsApp è molto importante, ma Telegram ha qualche funzione in più per la privacy dei miei committenti e quindi d'ora in avanti, ma anche per il Degarda questo sarà il prossimo passaggio per fare in modo di poter dare più servizi. Ciao Silvia, grazie di avermi salutato. Più servizi ai committenti, quindi chi mi vuole contattare, il numero lo sapete e chiaramente solo su Telegram d'ora in avanti, perché da lunedì, dopo le ultime consulte che ho in programma, passeremo ufficialmente, sparirò da WhatsApp. Quindi tutto il numero rimane sempre uguale, cercate Marietto Veneziano su Telegram e Marietto c'è. Bene, fate pure delle belle domande. Ciao Pamela, buongiorno, grazie di avermi. Se volete fare delle domande per le sibille interattive del vostro Marietto, il Marietto c'è. Vi ricordo che questo video più o meno lo vedranno 400-500 persone entro domani. Facciamo le sibille e facciamo anche il pendolino, questo qui per chi non lo conosce la prima volta che mi vede o mi vedrà, questo qua. Bene, c'è già Mioara che parte subito bene, anche Cinzia. Bene, Cinzia adesso ti vedo. Attenzione perché può capitare che alcuni fanno delle domande e io non riesco a vederle, purtroppo non riesco a vederle. Ad esempio vedo Mioara, ciao Cinzia e Rosa. Poi prima mi ha salutato Silvia. Quindi io vedo delle persone su questa console e gli altri non so se perché ho notato che ci sono persone che fanno delle domande quando vado a rivedere. Bene, ok, Pamela ci siamo. Bene, partiamo subito con la domanda e la prima, se non sbaglio, saluto Silvia, Pamela, Mioara, Cinzia, Rosa, Pamela. Bene, partiamo subito con la Mioara che dice buongiorno e buona domenica. Buongiorno Mioara. Vediamo, Mioara 15 12 67 vorrei sapere se avrò fortuna nel 2021. Vediamo se Mioara avrà fortuna nel 2021. Chi segue il Marietto sicuramente è fortunato, o il The Guard, chiaramente. Vi ricordo di iscrivervi anche al canale, cioè il canale YouTube di The Guard Marietto Veneziano. Vediamo Mioara del 67 se avrà fortuna. Mioara non si è deciso, diciamo di sì, però vediamo un po' le sibille. Se Mioara del 67 nel 2021 sarà costeggiata, portata in braccio, chiamiamola poi come volete, dalla fortuna. Mischiamo bene le sibille perché alcune volte sembra quasi che non vogliono essere mischiate. Mioara, vediamo. Sibille, ditemi se Mioara, scusa, avrà fortuna nel 2021. Omaggi preziosi e speranze. Mioara, queste sono carte importanti, vedi, c'è la speranza e omaggi preziosi. Cioè, la domanda è, la fortuna arriverà? Beh, in questo caso qua direi proprio che sei speranzosa per il 2021, Sei molto speranzosa. Adesso vediamo le sibille cosa ci con 7 carte. Donna in servizio, ammalato, superbia, belvedere, sacerdote, militare. Allora, qui vediamo subito Mioara che c'è qualcosina da mettere a posto con la fortuna, però diciamo che l'ammalato è sempre qualcuno che vuole guarire e superbio guarirai molto e c'è buona volontà tu perché vedi donna del servizio è sempre una persona che cerca di fare le cose bene, cerca sempre di migliorare, cerca sempre di aggiustare le cose, essere servizievole, di buon comando e vedo che metterai a posto qualcosina in modo importante. Quindi la fortuna sicuramente ti bacerà nei primi tempi e tu sarai molto speranzosa.
vedo che stai guardando nel tuo passato e questa cosa qui nei primi 6 mesi molto probabilmente dell'anno metterai qualcosa a posto che ti premeva. Però dopo vedo qualcosa, eh. Attenzione perché qua vedo qualcosa di importante. Sacerdote, militare, amica. Quindi io direi che se parliamo di tutto il 2021, vedo che ci sarà una raffreddatura a metà percorso, cioè verso giugno, e poi qualcosa di segreto che dovrei mettere, forse anche di legale, non escluderei magari qualcosina di legale o qualcosina che raffredderà un po' la fortuna, perché ci sarà qualcosa di segreto da mettere a posto, non so se con un'amica o con qualcuno che diciamo ti è vicino, però nella seconda parte dell'anno la fortuna, se qui metti a posto nei primi 6 mesi, qui penso che ci sarà leggermente da stare attento a qualcosa che ancora non si conosce, ma sarà una forza nascosta che molto probabilmente con il sacerdote indica sempre una raffreddatura, una persona di legge, una persona che praticamente vuole le cose giuste, no? E però fatto in segreto. Sembra, non dico un attacco magari legale, ma molto probabilmente è qualcosa legato a quella sfera, magari qualche pratica da mettere a posto. La fortuna la farai nascere per i 6 mesi, vedi l'ammalato che guarisce e tu che guardi in modo positivo, perché l'ammalato chiaramente vuole sempre rigenerarsi, sempre guarirsi, no? E la superbia è un amplificatore, quindi guarirai qualcosa di veramente importante nei primi 6 mesi e dopo, cioè metterai a posto, e dopo la fortuna sembra quasi che a livello legale ti impegni un attimino. Bene, questo per la nostra Miara. Quindi sì, diciamo un 50-50, Miara, nei prossimi mesi metti a posto qualcosa e poi vedo che la situazione diventerà leggermente impegnativa. Bene, vediamo Cinzia, che l'altro giorno penso che, non so se era Cinzia, mi ha fatto una domanda, ma io non l'ho vista proprio. Cinzia, vediamo del 50, vorrei sapere se riesco a vendere casa in breve tempo. Vediamo la nostra Cinzia se riesce a vendere casa in breve tempo. Quindi, pendolino, Cinzia del 50 riesce a vendere casa in breve tempo? Cinzia, penso che ci sia qualche situazione un pochettino imbrigliata, eh? Vediamo un po' se la nostra Cinzia. Penso che ci sia qualche piccolo, ma non importantissimo blocco, ma vediamo un po', eh? Cinzia se riesce a vendere la casa in brevissimo tempo. Vediamo un po'. Se la nostra Cinzia riesce a vendere casa. Sibille, ditemi se Cinzia riesce a vendere casa in brevissimo tempo. Un po'. Dopo mi raccomando, per privacy cancellate le domande per voi. Allora, messaggio denaro. Allora, hai avuto comunicazioni e vedo che c'è qualcosa in ballo che potrebbe arrivare importante. Vedi, sono due carte che contrastano con quello che ha detto Pendolino, perché qui c'è lettera e denaro, è matrimonio vantaggioso. Sembra quasi che la casa riceverai delle offerte molto probabilmente che sembrano interessanti, ma vediamo un po'. Amica, nemico, domestico, bambino, vecchia signora. Allora, vediamo un po' qua la situazione per la casetta. Allora, amica, magari hai ricevuto sicuramente delle offerte o qualcosa che, o riceverai delle offerte che sembrano qualcosa di interessante, però vedi che c'è qualcuno qua che sta remando contro, e anche viscido, devi stare attento perché il domestico vicino a questo nemico deve essere una persona che sembra un amico, ma nella realtà è qualcuno che o qualcosa che frena. Però vedo poi che tu o per la casa, nascerà qualcosa di buono perché c'è una signora anziana, una persona di valore che ti aiuterà, una signora che con la sua saggezza a vendere la casa ti aiuterà. Però diciamo che adesso c'è qualche piccolo intoppo di qualcuno che di nascosto frena. Nel futuro vedo delle cose nuove, vedi, giovane fanciulla è una novità, però ti vedo pensierosa.
ti vedo molto pensierosa. Quindi, Cinzia, penso che avrai delle offerte, ma devi stare molto attenta perché queste due carte sembrano che ci sia un piccolo freno di qualcuno che ci sta vicino e poi dopo vedo una donna, una signora di una certa forza, di una certa qualità, di una certa bravura, di una certa voglia di aiutarti, che farà nascere ancora uno stimolo giovane per vendere, cioè praticamente ti ridà spinta, ma poi ti vedo un po' pensierosa. Quindi il finale non mi dà la certezza che la venderai in fretta, anzi vedo che riuscirai a risolvere un problema su quella casa lì. Su quella casa lì c'è qualcuno che sta premendo per, in un certo senso, limitare la vendita in fretta, sebbene molto probabilmente riceverai un'offerta interessante. Quindi penso che, come ha detto Pendolino, non è per domani la vendita. Mm. Almeno le sibille danno questa indicazione qua. Bene, andiamo avanti. Abbiamo la nostra Pamela. Mm? Pamela dell'81 ci sarà un ritorno con Silvano dell'86. Vediamo un po' prima col pendolino, Pamela dell'81 e Silvano dell'86, perché è nuovo, vi ricordo nome e data di nascita. Vediamo se c'è con Silvano un ritorno 86. Ma sembrerebbe che il pendolino gira, sento energie contrastanti. Silvano lì, insomma, ci sta pensando, eh. Non è che vedo Silvano che ci sta pensando, eh. E attualmente non so né dirti né sì né no, però vedo, non c'è no, ma non c'è neanche un sì sicuro, un sì di quelli, capisci Pamela? Non vedo un sì deciso, ma neanche un no, e c'è tanta voglia di fare, ma è tutto bloccato, almeno col pendolino. Ma vediamo un po' le sibille cosa dicono per la nostra Pamela dell'81 e di Silvano. Vi ricordo dopo, cari amici, cancellate pure le domande, la privacy prima di tutto per i miei amici. Allora, Sibille, ditemi Pamela dell'81 con Silvano dell'86. Queste sono carte che lasciano sempre un gran punto di domanda, come diceva il pendolino. Come ha fatto vedere il pendolino, vedi? Fortuna e prigione. Sembra che la fortuna è bloccata, oppure c'è una fortuna ma c'è un blocco, cioè uno va a destra e l'altro a sinistra. Sembra quasi che uno tira e l'altro spinge viceversa. Sono delle carte un pochettino, insomma, che lasciano un po' la mano in bocca, perché la fortuna c'è, ma c'è anche un piccolo blocco, molto probabilmente, visto che domandi tu, anche un po' bloccato. Vediamo un po'. Donna di servizio, conversazione, denaro, allegrezza. Là là. Uno, due. Là là. Sarà anche bloccata, però queste carte sono spettacolari. Allora, vediamo un po'. Il ritorno c'è e c'è anche tosto, Pamela, c'è anche tosto, perché vedo dare servizio e conversazione, quindi fra un po' con Silvano o già hai delle belle chiacchierate o ci sarà sicuramente tramite l'aiuto di una persona, vedi qua conversazione denaro, cioè ci sarà proprio l'incontro e sarete anche allegri e vedo anche che schiocca di nuovo il sacro fuoco del sentimento. Certamente l'amore, questa carta non è proprio una carta di qualcosa di duraturo, nel senso di che durerà 30 anni, ma proprio l'opposto, proprio che il ritorno ci sarà per forza e sarà fuoco e fiamme. Perché sono tutte carte positive, addirittura messaggio vecchia signora, molto probabilmente ti aiuterà anche una persona di una certa qualità, di una certa esperienza a fare in modo che ritorni. Comunque non c'è una carta che sia una carta che sia negativa. Pamela, se non torna lo vado a prendere io, lo faccio tornare io, perché con delle carte così è impossibile. È impossibile che non torni. Comunque c'è un piccolo blocco adesso, appena si sblocca avete veramente un bel ritorno. Bene, andiamo avanti. Dice Francesca, cosa ci chiede Francesca?
La nostra Francesca del 64 vorrei sapere se che trovo amore, vorrei sapere se trovo amore un uomo, grazie. Vediamo Francesca del 64. Vediamo un po' la nostra Francesca se trova l'amore. Beh, adesso la cosa sembra un po' bloccata, però adagio adagio vedo che si sblocca, adagio adagio. Vediamo un po', adesso sembra un pochettino lì, come prima con la Pamela che sembrava bloccata, però dopo con le Sibille si è visto proprio che ci sarà qualcosa di veramente importante con Silvano. Ma vediamo la Francesca, è del 64, si trova l'amore, un uomo importante, insomma, non chiaramente una farfalla, un narcisista, insomma, quelli che... Guarda, vediamo la nostra Francesca, cari amici, e per la Francesca se trova un vero amore, è qualcosa di importante. Uh, uh, Francesca, ci siamo, guarda qua, bambino e riunione, guarda, con queste carte qua, non è che ho nascosto quelle negative, ma con queste carte qui, che mi è impossibile non trovarlo, bambino e riunione, quindi molto probabilmente fra un po' nascerà qualcosa, ma vediamo come va. Artista, vedovo, denaro, superbia stanza. Allora, queste sono delle carte bomba. Sono delle carte che fanno capire Sibille, qui hanno parlato chiaro. Francesca, tienti stretta perché troverai sicuramente qualcuno che ha delle qualità. Non so se è un vedovo o una persona che, ma io direi che un vedovo, perché a questo o se non è un vedovo, qualcuno che ha lasciato qualcosa anche di importante, però vedi che sono delle carte molto molto importanti e belle, perché c'è artista, vedovo molto probabilmente è un vedovo, che vedi e parlerete subito di cose importanti. Il denaro è il matrimonio vantaggioso, la carta del matrimonio esasperata, cioè amplificata con tanto sentimento, molto probabilmente sarà una persona anche lontana che incontrerai, oppure può essere interpretata come qualcosa che avverrà non in tempo lontano, ma diciamo che avrai cioè questi sono da interpretare come se questa persona arriverà da lontano, cioè nel senso che non è lì presente vicino a te nelle tue amicizie e ti porterà una bella sorpresa. Comunque direi che è una persona che vale, molto probabilmente un vedovo, o se non è vedovo che ha appena chiuso una relazione importante, no? Mm? Che parlerete subito di cose serie, no? Di unione ma seria, perché anche le carte all'apertura erano molto importanti, nascerà una riunione con questa persona che incontrerai, sentimento molto importante, fisico, perché la stanza è la carta più importante per la riunione sentimentale. Potrebbe essere questa una carta che indica che viene da lontano questo tipo qui, che non lo conosce ancora nella tua cerchia di amicizie, oppure no, che molto probabilmente potrebbe teoricamente non allontanarsi fisicamente, ma diciamo che potresti avere un attimino di spensieratezza, mettiamola giù così, in questo rapporto e ti darà anche felicità perché poi consonanti sono. Beh, Francesca, delle carte così non è che escono tutti i santi giorni, sono delle carte molto propositive, quindi io dico le carte, dice sì, però non è per domani perché Pendolino, visto che ha girato un po', però quando arriverà è quello giusto. Bene, andiamo avanti. Rosa, la nostra Rosa cosa dice? Voilà. So che per la salute è imbarazzante rispondere, ma oggi sto proprio male. Sono 8 anni più sopporto, nessuna diagnosi vuole essere. Speranza che domani tornerò a stare bene. Ah, bene. Ok, la nostra Rosa ci chiede se domani ritornerà a stare bene per via della salute. Certo, non è proprio il posto, il luogo, però vediamo un po' il pendolino se vuole darci una speranza oppure per la Rosa. Ma sì, Rosa, guarda.
Pendolino, sì, effettivamente adesso rosa qualche accetto importante c'è, eh. Mm, 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 mm. Vediamo un po'. Mm. Siamo lì, non è negativo né positivo. Il pendolino non vuole sbilanciarsi stamattina, è un pochettino tirchio di informazioni. Vediamo un po', Rosa, eh? Per la nostra Rosa a livello di salute se c'è un piccolo miglioramento oppure una stabilità in questa situazione. Vediamo un po'. Mm. Allora, per la rosa se riuscirà a superare e a ristabilirsi un po' per questa situazione che la tanaglia. Leggerezza. Allora, queste sono carte importanti perché fanno capire che qualcosa, cioè stai sperando qualcosa e sembra lontana questa cosa qua, no? Leggerezza è sempre qualcosa di importante ma di, come si dice, lontano, eh? E tu vedo qua che stai sperando, vedi che stai sperando qua. Chiaro, qui sono soldi, però nel tuo caso è sperare un miglioramento. Sembra lontano questa cosa qua che deve avvenire, ma vediamo un po' cosa dicono questi video. Giovane fanciulla, consonante sorpresa, belvedere, lettera, messaggero, mercante, ai 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 ai. Uno, due. Allora, Rosa, qua vediamo un pochettino la situazione. Qui abbiamo sì un miglioramento in futuro e vedo te che sei speranzosa, quindi queste tre carte stanno facendo presagire che ci sarà una svolta in senso positivo. Però attenzione Rosa, perché qui riceverai due messaggi forti, molto probabilmente da diagnosi, e vedi, mercante, devi pensarci bene se ti fanno fare delle cose, perché vedi qua, Rosa, devi stare attenta, eh. Quindi, molto probabilmente nel prossimo futuro avrai sicuramente dei miglioramenti, ti vedo positiva, sempre anche guardi lontano, e nello stesso tempo guardi anche il passato e sempre positiva. Purtroppo arriveranno delle notizie impegnative, no? Vedi mercante che riflette, pragmatico, e poi vedo per la salute vedo qualche piccolo blocco, piccolo non tanto, però qualche blocco importante. Quindi c'è molta speranza, c'è molta voglia di guarire, c'è molta voglia di fare, però Rosa avrai purtroppo dei messaggi che indicheranno che la situazione deve essere valutata bene, perché potrebbe esserci, non è detto che ci sarà, perché le sibille sapete che vanno massimo 9 mesi, però ci fa capire che ci sarà un blocco importante che dovrai superare. Bene, andiamo avanti. Giuseppina, nostra Giuseppina che ci accompagna spesso. Vediamo un po' la Giuseppina. Luigi, aspettate, riuscirà a stare bene di salute? Bene, vediamo un po' se questo Luigi, vediamo un po' se si riprenderà, del 58. Luigi se si riprenderà del 58. Giuseppina, mi sa che Luigi sta passando un periodo importante, difficile. Vedete che il pendolino sembra quasi che ci dica che passerà ancora dei periodi importanti, difficili da superare. Vediamo un po' se la salute cercherà di aiutare, insomma, se il benessere torna per il nostro Luigi. Vediamo un po'. Vediamo un po' per il nostro Luigi. Bile, ditemi se per Luigi la salute fisica migliora. Allora, vedo che insomma queste sono carte positive, la matrice e omaggio prezioso. Sei speranzosa tu Giuseppina, però vedi, adesso io non voglio, omaggio prezioso sembrerebbe quasi che potrebbe migliorare, però è una porta aperta a due stadi, perché l'omaggio prezioso in questo caso qua indica un vassoio vuoto, però è anticipato da una persona estremamente fiduciosa. Quindi tu hai molta fiducia e molto probabilmente è una carta che è influenzata anche da te. Tu conti molto per Luigi. Sembra quasi che sei un supporto molto importante. Ma adesso vediamo un po'.
dispiacere, gran signore, l'amica, sospiri. Allora, beh, qui vedo, Giuseppina, io ti vedo piangere, ti vedo molto triste. Lui è un gran personaggio, è una persona che vale e piangi, magari o è anche una persona che ti aiuterà, perché questa persona per Luigi sembra, o può essere un dottore, eh. Comunque io ti vedo piangere e essere triste in futuro per Luigi. Vedo anche che sarai sorretta da magari un dottore o un amico caro importante che vi aiuterà e anche un'amica, però ti vedo sempre sospirare, vedi? E vedo molto lavoro intorno a Luigi per aiutarlo, anche da altre persone, vedo che è attorniato da persone che gli vogliono bene, no? Amica, cioè sono tutte delle carte positive, ma se stiamo parlando di salute, vedo tre carte che fanno capire che la situazione è difficile, dispiacere alla partenza e nemica al finale, e in mezzo tu che sospiri. Tante persone che gli vogliono bene e lo vogliono aiutare, però vedi, queste carte fanno indicare, vedi, dispiacere, sospiri, nemica, fanno indicare che questa guarigione non sarà facile, sebbene è attorniato a persone che si attivano per aiutarlo in modo importante. E qui tu sospiri, stai sperando che torni il Luigi dei tempi d'oro, però vedo che ci sono delle problematiche sulla salute e grandi aiuti, ma alla fine ancora difficoltà. Quindi non è per domani che lui ritorna al 100%, sarà un periodo molto impegnativo. Andiamo avanti, eh? Allora, Pamela mi dice esattamente, adesso vediamo la nostra Alessia. Buongiorno, riuscirò a cambiare lavoro del 70? Alessia del 70. Alessia del 70, vediamo un po'. Ma Alessia del 70, vediamo un po' se riuscirà a trovare lavoro, a cambiare lavoro, scusa. Ma è ancora in stand-by il pendolino. Oggi proprio il pendolino con le domande è un po' impegnato. Vediamo un po' anche per la nostra Alessia se riuscirà a trovare lavoro. Lei è già 29,470, 9,470. Vediamo un po'. Cara Sibilla, ditemi per adesso se riuscirà a trovare lavoro. Casa, scusate, cambiare lavoro. Beh, queste sono carte estremamente positive. Al taglio sembra che, insomma, la forza c'è, la volontà c'è anche la felicità, c'è la sicurezza. Quindi al taglio, cavoli, vediamo un po', dispiacere, gran signore, io l'ho mischiate, mercante, costanza, morte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e voilà. Allora, Alessia, qui vediamo un po' la situazione. Qui ti vedo proprio. Allora, il potenziale c'è, tu hai le qualità per poterlo cambiare, ma ti vedo triste per quel lavoro che fai. Vedo che c'è praticamente molto calcolo, o il datore di lavoro, o chi ti comanda, o il lavoro che fai, c'è proprio, si sta lì a guardare il centesimo, si sta lì a guardare le piccolezze, però ti vedo molto forte, determinata, e vedo che molto probabilmente ci sarà l'aiuto di qualcuno che ti vede, un gran signore, una persona che ti aiuterà. Però qui c'è qualcosa a tuo favore. Vedi, questa carta è una carta un po' strana perché tu dici ma allora non troverò niente, no? Perché dentro due carte favolose, Costanza e Artista. Cosa sta a indicare? Che qui ci sarà proprio un cambiamento di lavoro, ti aiuterà una persona che avrà delle qualità e poi chiaramente l'amore sta a indicare che riuscirai proprio a cambiarlo. Quindi c'è qualcuno che vede, qui vedi, c'è qualcuno che ti sta osservando, che tu non lo vedi magari, che vede la tua sofferenza, molto probabilmente è anche una persona, vedi, che ha di calcolo, sa fare, ti sta valutando molto probabilmente, o sarà un lavoro che ci vorrà valutazione, ma la tua forza, perché sei una tipa forte, vedi, costanza, darà un taglio a quel posto che hai e sarai aiutato e alla fine ritroverai
la felicità per un altro lavoro. Le sibille dicono: non è facile perché ti vedo piangere, ci sarà proprio un taglio e una rinascita con una persona di qualità che ti aiuterà. Avrai due persone praticamente che cercheranno di aiutarti perché hai qualità. Io direi di sì. Sarà proprio un taglio duro con quel lavoro che hai. Bene, vediamo un po'. E chi abbiamo qui? La nostra Claudia, che faccio per ultimo per il semplice fatto che purtroppo è già passato mezz'ora. Quindi facciamo la nostra Claudia che chiede se del 72 se riuscirà a trovare l'amore. Prima però faccio col pendolino, vediamo un po'. La nostra Claudia se riuscirà a trovare l'amore entro l'estate. Stamattina il pendolino non vuole muoversi, non vuole rilasciare dichiarazioni, mi ha lasciato nel pallone. Claudia, non disperiamo, vediamo se per l'estate Claudia del 72 riesce a trovare. Allora, vediamo un po' cosa dicono Sibille per Claudia. Sibille, ditemi per Claudia se riuscirà a trovare l'amore entro l'estate. Donna di servizio e leggerezza. Sembra quasi che sia una cosa un po' lontana. Tu vedo che ci metti molto impegno, nel senso ti stai muovendo, però sembra che la cosa sia lontana. Però adesso vediamo bene le sibille cosa dicono. Casa, bel vedere, il meni per la gelosia. Allora, queste qui sembrano carte positive, poi ci sarà. Allora, la domanda per Claudia, all'inizio vedo che vedi una sicurezza e sembra quasi che ci sia proprio un incontro forte per agosto. Poi però vedo una serie di impicci tremendi, no? Perché vedo che sei positiva, stai guardando qualcosa che ti darà sicurezza e anche molto probabilmente qualcuno lo incontrerà e sembrerà forte la cosa. Però poi dopo nasceranno delle piccole gelosie, delle cose impegnative che non si capisce bene, poi ti vedo gran consolazione, poi qualcosa di segreto e nemico. Sembra quasi che molto probabilmente c'è già qualcuno sul tuo cammino che sembra che la cosa si stringa, che la cosa avvenga, che la cosa prenda piede e poi tutto a un tratto prima dell'estate succede un patatrac perché ci saranno attacchi nascosti, no? E quello che pensavi di raccogliere, vedi, è seguito da attacchi nascosti da gelosie. O qualcuna che ti farà uno sgambetto, perché vedo che c'è proprio una guerra qua. Eppure qui nei prossimi tempi sembra che tu debba chiudere, nel senso debba incontrare qualcuno di veramente valido, di sicuro, stabile, casa, tu positiva, che guardi da lontano. E l'Imeneo è la carta più forte. Poi purtroppo c'è una discesa nelle difficoltà che è strano, sembra quasi che hai il vento in poppa e poi dopo a un certo punto nascono delle cose segrete che ti ostacolano, date da persone, uomini addirittura, gelosi, no? E quindi l'amore lo vedo ancora a mezza strada per il semplice fatto che sembra che arrivi e poi sembra ancora miseriaccia che o farà una gelosia, qualcosa di nascosto, potrebbe essere anche un amore nascosto, però clandestino, però vedo nemico quasi. Non vedo un inizio, cioè l'inizio c'è, bomba, no? E il problema è che dopo sembra quasi che vada di tutto in clandestinità e anzi quella persona che sembrava essere il top diventa poi una persona che quasi diventa un nemico. Quindi Claudia, il prossimo che arriva devi stare attento che se ti fa delle promesse poi, perché vedo che le farà, ma vedo che poi dopo a un certo punto fra gelosia e nemico e clandestinità, no? Devi stare attenta. Secondo me ancora per l'estate sicuramente incontri qualcuno, ma non è proprio il top, diciamo, per te. Bene, cari amici, io ho fatto la mia mezz'oretta, vi ringrazio di avermi seguito, no? Sapete che d'ora in avanti quasi sempre a lunedì il vostro Marietto c'è. Vi ricordo che siamo trasmutati, il legale Marietto Veneziano trasmuteranno su Telegram, quindi se volete avere anche dei consulti a pagamento 20 euro, 45 minuti, noi siamo su Telegram. Vi ringrazio per avermi seguito. Chi non ha potuto ricevere delle risposte domani sera alle 21:30
o alle 11 di mattina o 21:30 il The Garda nel suo canale o alle 11 di mattina Marietta Veneziano è qui con voi che vi aspetta. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!